Belli nei sonetti non parla moltissimo di Dante, ne parla, e certo il popolo mica conosceva Dante, e ogni tanto quando dovevano citarlo come Dante Argeri, questo mostro, in un sonetto invece, un potentissimo sonetto esattamente proprio che rileva le contraddizioni del potere papale. Il Papa è dovrebbe essere un'autorità spirituale. Nella Roma di Belli era il monarca assoluto, ecco. E questa è la più grave delle contraddizioni. E Belli in un sonetto rappresenta la vita del Papa e mette una nota: cosa fa il Papa? Cosa fa il Papa? Trinca, fa la nanna, taffia, piglia il caffè, sta alla finestra, se svaria, se scrapiccia, se scapestra e ti arruma per camera locanna. Lui, non avendo figli, non s'affanna a dirigere e accordare bene l'orchestra, perché alla peggio l'ultima minestra sarà sempre di quello che comanda. Lui, l'aria, l'acqua, il sole, il vino, il pane, li crede roba sua, è tutto mio, come a sto mondo non ci fossi un cane. E quasi quasi goderia sto tomo di restare solo, come stava il Dio avanti di creare l'angeli e l'uomo. Noi pensiamo a Belli che ci fa ridere, ma non fa ridere per niente. È un ci fa pensare però. Disperato. Nota: se fosse vero quello che qui asserisce il nostro romano, ecco tutto il gioco dei ruoli, potrebbe San Pietro ripetere quanto già disse di Bonifacio: quegli che usurpa in terra il luogo mio, il luogo mio, il luogo mio, che vaga nella presenza del figliol di Dio. Che è e qui è una citazione di San Pietro, dell'invettiva di San Pietro contro Bonifacio. Ecco, qui l'accostarsi è ovvio. Nelle note parla Giuseppe Gioacchino che traduce, che spiega queste cose. Esatto. Qui parla, dice lui, il popolano, ma ecco la perfetta identità del punto di vista e quindi l'accordo fra ciò che dice Belli e il suo grande maestro inarrivabile, secondo lui, che era Dante. 2020 e è stato creato il Dante D, ci sarà presto un Belli D? Ma magari, una vita che ci lavoriamo a un Belli D. Marcello Teodonio, grazie. Grazie a voi.